avere l'opportunità anche di leggere alcune cose magari paragonalmente sgombrate da magari processi di reputazione. Dunque, per noi è una grossa riflessione quella sulle sponsorizzazioni. Perché? Innanzitutto il ruolo comune ha due facce, cioè noi stessi siamo sponsor di iniziative, perché con l'istituzione del patrocinio del contributo in realtà si chiama sponsorizzazione, ma questo sono, e che oggi non hanno una valutazione scientifica di marketing con attenzione al ritorno di quello che abbiamo finanziato, ma che stiamo costruendo, quindi è stato un altro elemento di novità che questa nuova amministrazione sta cercando di portare. Pertanto è interessantissimo capire anche come aziende valutano le loro sponsorizzazioni. D'altro canto noi siamo, diciamo, attrattori, cerchiamo di attrarre sponsorizzazioni sempre con un'ottica di aggregazione per creare un settore di moltiplicazione. Il problema che io vedo e su cui stiamo lavorando è un problema innanzitutto di programmazione. L'ente pubblico fino adesso è stato un po' propenso, qua si parla di 6 mesi di anticipo, quindi parlo di 2 anni fa, c'era quasi una programmazione istantanea delle iniziative o se nasceva l'opportunità. Devo dire che 2 anni le cose sono cambiate tantissimo. Il settore cultura nostro, per esempio, ha già pronto un programma di mostre per il prossimo anno. Stiamo lavorando molto anche sugli strumenti che possono aiutare nella programmazione e nell'educare anche a ragionare in termini di programmazione, che non è semplice, non è semplice per l'amministrazione perché i fattori che intervengono nelle decisioni sono molteplici e includono diversi tipi di variabili, quindi non è che uno decide oggi, ci sono diversi limiti anche dovuti per esempio a tempi precisi di bilancio, come per esempio il bilancio comunale, che condiziona sicuramente anche la possibilità di anticipare molto tempo. Per noi del marketing, e quindi anche per venire alla prima domanda, però la programmazione è fondamentale. Oggi se io voglio coinvolgere non solo per attrarre sponsorizzazioni, ma per promuovere, per attrarre turisti nella città di Milano, i tempi e i tour operator con cui ci stiamo confrontando ormai da 2 anni, molti cambiamenti delle agenzie di viaggio sono quelli che ho citato almeno 6 mesi, perché loro le offerte addirittura le preparano un anno prima. Se voglio includere i pacchetti concetti, se voglio fare un'adeguata campagna promozionale in Italia e all'estero. Stiamo lavorando molto in questo senso, ripeto, non è facile, stiamo lavorando con strumenti anche che ci aiutino un po' come si può dire, ad avere anche noi stessi sulla piattaforma di innumerevoli elementi che il comune stimola, che è una piattaforma che ci consente anche noi stessi di capire cosa facciano i colleghi. E credo che sia fondamentale una giornata come oggi, perché l'altro punto fondamentale per noi è proprio l'affronto quanto a con le aziende, cioè cercare di capire le aziende e le esigenze, capire le loro, un ascolto molto forte del mondo imprenditoriale, perché è vero che si è spostata molto l'attenzione da un agiatismo, un discorso di valorizzazione del prodotto, questo non è così antitetico con le finalità del mondo, cioè bisogna trovare chiaramente un equilibrio, però non è da escludere sempre noi. È chiaro che forse quello che va in qualche modo individuato sono i valori comuni che noi andiamo a promuovere e che le aziende magari possono